Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Emery, l'hai vinta l'Europa League questa volta, col Siviglia l'hai vinta due volte, stavolta con l'Arsenal. Che hai fatto? Che ha fatto l'Arsenal? Arsenal, da tua, da tua, da tua. Arsenal, io non faccio stupare. Ma che hai pigliato? La medaglina hai pigliato? E la coppa? Come mai? Hai vinto con Napoli? Come ci hai vinto con Napoli? A culo. Perché noi non eravamo la squadra della solita stagione che abbiamo fatto la Champions League con Liverpool e PSG, con i giocatori che abbiamo perso, con Hamsik principalmente, un giocatore importante per il Napoli, e non siamo andati sul mercato. Solo a così poteva vincere Arsenal. Il Napoli era messo male, avevamo perso a Hamsik, avevamo perso a Viola per infortunio, un Napoli calante, non avevamo panchina a centrocampo perché Rocco non c'era, Varano lo utilizzava, eravamo accesi a centrocampo, aiuto. Solo così ci potevamo vincere, perché a livello di rosa quando c'era Hamsik e quando avevamo Giorginio e cose, se vi acchiappavamo in quel momento, cassavamo la capa, poi sfracassavamo la capa. Ma complimenti al Chelsea perché ha vinto. Guardali, eccoli, grandi, grande Sarri, grande Lotte grande Lotte no, giusto perché ha giocato a grande Mister Sarri, grande, pigli la medaglia, vamos Sarri, vamos. E niente, sono contentissimo per Sarri, onestamente a Napoli non ha vinto niente, appena se n'è andato insieme a Giorginio hanno vinto l'Europa League, complimenti a loro, voglio, ma soprattutto diciamo un Chelsea che ha strameritato di vincere, basta vedere il risultato, 4-1, 4-1, cioè ha proprio schiattato la capa sta Arsenal. Primo tempo molto equilibrato, le occasioni l'ha avute l'Arsenal per far bene, per mettere problemi Infatti è partita più forte l'Arsenal, ha sbagliato un paio di occasioni, il Chelsea è andato un po' diciamo in affanno i primi minuti, poi come ha cominciato a venire fuori il Chelsea, la qualità del Chelsea, è l'Arsenal che è andato in difficoltà. Hazard, uno dei migliori, doppietta, poi ha fatto col Pedrito, il quarto, cioè l'Arsenal, il Chelsea ha stradominato questa partita e l'ha portata a casa meritatamente. Giroud che cazzo è quello purissimo, doppietta Hazard, Pedrito e Giroud, per l'Arsenal il migliore Iwobi che era in panchina, non si sa perché, e lui ha fatto anche il gol, ma che gol ha pure di Iwobi dell'Arsenal, l'Arsenal ha avuto le sue occasioni con la casetta, Aubameyang lì avanti, ma il Chelsea ha stradominato questa vittoria. Se non era per Cech finiva anche 5-6-1, ma guarda come alzano la coppa, alzala, alzala, alzala spiriqueta, alzala Hazard, vai Sarri, vai Giorginio, vai Higuain, piate sta coppa, va fa un po' Arsenal, e morì, e scattà, va fa un moc, e voluti buttare fuori a noi, e peccata sta sconfitta. Amore, Sarri, Sarri, Ale, amore, ole, Sarri, Sarri, Arsenal. La 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 la, tutua, 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 Arsenal. Da stanno da tutua, 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 Arsenal. Dai, 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 dai. E guarda com'è bella che Padavi Luiz. Eppure Hazard, eppure Sar, Arusta Sar. Aisel Sarri, dove sei Sarri? Sarri, Arustai. Aisaco, pure Zappacosta, Aisaco, pure Zappacosta, vuoi giù. Zappacosta che vince la Coppa UEFA, vuoi giù. Zappacosta, chi l'ha da Zappacoppa e Costa Crociere, invece stai usando la Coppa UEFA, vai giù. L'Europa League pure per Zappacosta. O Higuain è riuscito a usare un trofeo. A sta fama, Ronny, ce l'ha fatta Higuain. Io non faccio sto cazzo, però ce l'ha fatta. Vai giù. Chelsea meritatamente ha vinto la Coppa, l'Arsenal ha avuto quell'occasione nell'inizio partita, poi sul 3-1, grande parate di Kepa,
grande partita dei difensori centrali del Chelsea, ma soprattutto grande partita a centrocampo di Jorginho, voglio, uno dei migliori in campo insieme a Hazard e Pedro quando era in campo che poi è stato sostituito da William. Voglio scelte giuste del mister Sarri perché ha messo Giroud al posto di Higuain, ha scelto. Infatti che stava, guarda come Giroud al posto di Higuain, come avevo detto, Pedro al posto di William. Io ho fatto delle scelte importanti, Alonso in panchina e ha messo quell'altro terzino, ora che non mi ricordo, il fatto sta, io godo a pallettuno, va a fa mo, Arsenal, si un cannone, e mo si sparate da su, ti hai girato un cannone e ti ha chiamato un pallettone in faccia. E voglio, questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa goduria, lasciate un like se vi è piaciuto il video e fatemi sapere nei commenti ovviamente cosa ne pensate pure su Higuain che sta perdendo i capelli e iscrivetevi al canale di Napoliello87 qua sotto video, mi raccomando, iscrivetevi. Buonanotte a tutti amici da Napoliello87 e forza Naples.